E come spazi e rubriche settimanali Nuovi dal Monte. L'appuntamento di queste settimane è dedicato a Foramba, il progetto dell'ente Friuli nel mondo e di Confartigianato per promozione dell'artigianato regionale in tutto il mondo attraverso la promozione dai fogolars furlans. Per occasione, 5 ambassadori di ogni parte del mondo sono arrivati a Udin. All'arrivata seconda edizione il progetto Foramba ideato dall'ente Friuli Palmonte. Con noi il presidente Loris Basso, un programma importante che coinvolge anche tutto il mondo dell'artigianato furlan, in chi scassa e Confartigianato. Ma sicuramente, innanzitutto devo dire grazie al Confartigianato per essere stato partner di uno dei tanti progetti che l'ente Friuli dal Monte sta facendo, sostenuti dalla Regione. Foramba, formazione dagli ambasciatori, dai prodotti artigianali e furlans, la valorizzazione, la promozione, che è l'obiettivo. Sino alla seconda edizione, l'anno passato abbiamo fatto un'edizione che aveva 10 giovani, purtroppo collegati a distanze, sono arrivati a fare comunque a portare a termine tutto il corso di formazione. Chi stanno sono arrivati a portare una rappresentanza di 6 di loro, 5 arrivano dall'Argentina, una arriva da Los Angeles, per mettere in pratica ciò che hanno imparato. L'Aran a Torpa al Friuli, visiteranno le nostre aziende friulanis, faranno manualità di ciò che hanno imparato. E quindi per noi è un vanto tornare a portare in Friuli i figli, i nevos di chi che il secolo stato e hanno lasciato il Friuli, lo hanno sentito come contà. Diversi di loro è la prima volta addirittura che vengono in Italia, non come in Friuli. Quindi un'esperienza grandissima che potranno vedere di cui loro voi e contà ciò che il Friuli vuole. E lei, dopo 100 anni che hanno lasciato loro. E l'ente sta pensando anche a un altro progetto importante per chiamare ad i giovani che vanno via dal Friuli. Sì, è un altro problema. A voi quasi 3.000 giovani che ogni anno vanno all'estero. È vero, è una mobilità diversa rispetto dal secolo stato, è una mobilità professionale, vanno a mettere in pratica ciò che hanno imparato nelle università. E le biel che li ringator, per l'amor di Dio, che imparano, però non è venditi new ad un. Quindi che il progetto serve e aiuta la regione, perché il nuovo indiesi è il braccio operativo da questa regione, per mappare, per sapere che sono, per sapere che abbiamo bisogno di tornare a portare a capo perché hanno fatto le loro esperienze. I giovani hanno bisogno di avere opportunità quando tornano in Friuli. 3.000 l'anno alle classi dirigenti, il futuro del Friuli è. E bisogna pensare di noi che siamo un anno in avanti di creare una società che vede un'attrattività anche per i giovani. È un piacere poter essere parte di questo progetto che ci mette in contatto, ci porta a sapere che gli artigiani del Friuli lavorano e noi che anche qualcuno di noi siamo artigiani fa queste no? Andata e ritorno della cultura e tieni le tradizioni come che sono vivi anche qua, è un piacere stare qua con voi altri. Mia madre era di La Carnia, sì. di Socchieve, Sì. il nonno di Preone, tutta la mia famiglia è di La Carnia. Io sono in Sud dell'Argentina, sono la prima generazione. Sì. E sempre torna al Friuli e torna a casa, no? Ma fai l'artigiane o sbagli? No, sì, io faccio pittura decorativa su ceramica, sì. E friulana. La Inta conosce, no? E c'è la pittura friulana e si fa conoscere, no? Un messaggio che gli dà ai giovani? Credo che non siano di persi sì, la raiz, no? E sempre alle vie tornare a casa e conosci la terra dei nonni, e chiacchierare furlan, no? Che è importante. Alle due parus novis al torne domani sera a Enuf Mancul Vign. Buone serate, Mandi.